Noi chiediamo che intanto venga rifinanziato, perché il rischio è quello che si ritrovi con qualcuno che va al lavoro pur dovendo rimanere in quarantena fiduciaria. Anche la CGIL Treviso si unisce all'appello lanciato dalla Confartigianato Marca Trevigiana al governo perché rifinanzi il fondo INPS che equipara la quarantena fiduciaria, quella che scatta in caso di contatto con un positivo alla malattia. Da 1° gennaio infatti i lavoratori che si trovano in questa situazione sono costretti a ricorrere a permessi o ferie per non vedersi decurtare lo stipendio. Se si vuole continuare in maniera surrettizia ad obbligare la gente a vaccinarsi, è bene che lo si dica una volta per tutte, noi lo diciamo da tempo, che il vaccino deve essere un obbligo a prescindere dall'età anagrafica, ma per tutti i cittadini. Già lo scorso autunno si era presentata una situazione simile, con il governo che, spinto dalle pressioni dei sindacati e delle associazioni di categoria, aveva rifinanziato il fondo intervenendo retroattivamente. Ma rispetto a quei mesi lo scenario, spiega il direttore dell'INPS regionale Pone, è cambiato, in primis per la campagna vaccinale che ha subito una forte accelerazione. Il primo tema è che le quarantene, per quanto riguarda i soggetti vaccinati o guariti, sono ormai ridotte sostanzialmente al minimo. Dall'altro lato c'è sempre la possibilità per il datore di lavoro di inserire il dipendente in smart working e quindi questo è un ulteriore elemento che va a ridurre le platee potenzialmente interessate dalla copertura di un periodo svolto in quarantena. Quindi parliamo sostanzialmente dei non vaccinati e dei non vaccinati che non possono essere posti in smart working. Il governo dunque potrebbe avere con questo mancato rifinanziamento fissato un obiettivo. La scelta del governo di non finanziare la misura è anche una scelta nel senso di non intervenire mettendo risorse pubbliche per il finanziamento di una misura, appunto la quarantena, laddove questa sarebbe potuta essere evitata attraverso una scelta di vaccinazione operata da parte del lavoratore. Intanto anche la CNA del Veneto si unisce alla richiesta di rifinanziare la malattia per le quarantene e parallelamente chiede di prorogare per i primi mesi del 2022 gli ammortizzatori sociali con causale Covid fino alla conclusione dello stato di emergenza.